Dagli antipasti ai primi, dai secondi fino ai dessert, passando per il sorbetto. Sono innumerevoli i modi in cui si può gustare la zucca marina di Chioggia, che nella città lagunare e nel suo circondario ha trovato clima e terreno adatti per diventare uno dei prodotti orticoli più amati e caratteristici. Da importantissima riserva alimentare sulle tavole dei ceti più poveri, la zucca è oggi inserita tra le migliori proposte della nostra cucina, grazie alle sue caratteristiche organolettiche e alla facilità di prestarsi a molteplici abbinamenti. Per esaltarne ancora di più le caratteristiche e proporre un turismo che porti a scoprire la città partendo proprio dai prodotti orticoli della tradizione, Chioggia Ortomercato ha proposto un percorso enogastronomico a cadenza settimanale, i mercoledì della zucca marina, con la zucca marina appunto padrona della tavola nelle rivisitazioni degli chef di Chioggia e dintorni. 12 serate in 12 diversi ristoranti, che in una sfida ai fornelli tra colpi di mestoli e padelle si sono impegnati a proporre la zucca in ricette differenti e suggestive, stimolando le papille gustative dei partecipanti con sempre nuovi abbinamenti. La valorizzazione passa attraverso l'enogastronomia e aver coinvolto i ristoranti nella gara ha confermato la bontà del progetto. Vale veramente la pena proporsi sempre in questi termini, non solo con la zucca ovviamente, ma con tutti i prodotti della nostra terra. In omaggio alla tradizione goldoniana, che ha reso la zucca immortale protagonista di una delle più celebri commedie teatrali, primo appuntamento nel centralissimo ristorante alle Baruffe Chioggiotte di Chioggia, che dopo un entrée a cui è stato dato lo stesso nome del locale situato in un suggestivo palazzo antico, ha fatto seguire flan di patata e zucca al sentore di amaretto con capasanta grigliata, crema di zucca su crostone di pane al rosmarino e canoccia fritta in olio ai semi di zucca, riccioli di rombo in tempura alla birra La Rossa di Chioggia su ratatouille di radicchio e zucca e per finire spumone alla vaniglia e zucca con miele d'acacia. Sempre del centro di Chioggia, il ristorante protagonista del secondo appuntamento in cartellone, Mano Amica, che oltre allo straordinario panorama della laguna offerto dalla sua posizione, ha incantato gli ospiti con spuma di zucca marina con gamberi, pomodori confit e ridotto di granchio allo zenzero, risotto con zucca marina, bevarasse e ricotta affumicata, trancio di spigola alla zucca con patate vitellotte al vapore affumicato, dolcetti e biscotti alla zucca. Di Sottomarina il terzo ristorante coinvolto, Face Cook, che per una sera ha accantonato le 108 pizze in menù ed il pesce cucinato secondo le ricette della tradizione per proporre millefoglie di funghi freschi, insalatina di funghi trifolati ed erbette, zuppa invernale di zucca al profumo di zenzero, lasagne fresche con zucca e porcini, petto d'oca al forno con funghi gallinacci e frittelle di zucca. L'Enoteca Fronte del Porto, tappa del quarto appuntamento, ha scelto di mantenere nel menù proposto la sua essenza di osteria, resa celebre dai cicchetti tipici della tradizione veneta lagunare. Ecco dunque zucca in saor con crostino di pan di zucca e lardo della Saccisica, crespelle con zucca e amaretti, filettino di maiale al forno con purè di zucca e riduzione al balsamico, pecorino con miele e mostarda di zucca e, per finire, dolcetti e scherzetti, data la coincidenza della serata con la notte di Halloween. Ad aprire il mese di novembre il ristorantino gastronomia Il Tavernino, che con la consueta attenzione alle ricette della tradizione che mette sempre nel preparare i suoi piatti, ha elaborato un menù composto da lasagnette di zucca e pesce spada, zuppetta di zucca con cozze, mazzancolle al gratin di zucca, tortino al cioccolato dal cuore morbido con crema di zucca calda. A seguire, 2 appuntamenti che hanno creato un'occasione di gemellaggio culinario tra Chioggia e Padova, portando gli chef del ristorante La Tavolozza di Torreglia dai Colli Euganei alla cucina de El Gatto di Chioggia e viceversa.
Savaren di polenta, funghi chiodini con salsiccia d'oca, fonduta di vezzena e zucca marina, gnocchetti di zucca al burro penar con ricotta affumicata, coscetta d'oca al coriandolo con purea di zucca, crocchette di verza e polenta di marano, crostata di zucca e cannella con gelato all'amaretto, le proposte della tavolozza, che come tradisce il nome sa ricreare nei piatti tavolozze di colori e sapori. Karen Boscolo ed il suo staff de El Gato hanno fatto visita ai Colli Euganei con un menù a base di pesce e zucca, ovviamente, che ha confermato anche fuori provincia il prestigio de El Gato. Piccole zucche ripiene al sapore di scampi, spaghettini neri di seppia mantecati con triglie e crema di zucca, battuta di orata con zucca padellata, smeiassa con crema di zucca e gherigli di noci caramellate per far andare a casa gli ospiti con un carico di dolcezza. L'appuntamento, che chiude novembre, riporta a Sottomarina, precisamente al ristorante Pizzeria Park, che situato a pochi metri dalla spiaggia, con il suo mezzo secolo di attività, è uno dei più conosciuti della zona. Crêpe di parmigiano con mousse di zucca e prosciutto alla brace, pappardelle con crema di zucca e finferli, filetto di maialino farcito con zucca e speck, sfogliatelle di zucca fritta con crema di mascarpone e miele, le proposte presentate. Turno successivo quello del ristorante Al Caminetto, che dal suo ingresso in Calle San Nicolò ha accolto gli ospiti con un menù di pesce, fiore all'occhiello del locale, e zucca, che si esaltavano a vicenda. Vellutata di zucca con calamaretti, gnocchi di zucca con scampi e vongole veraci, fritto di paranza con verdure castellate e dulcis in fundo semifreddo alla zucca. Protagonista la settimana successiva il ristorante pizzeria Big Fish di Sant'Anna di Chioggia, conosciuto oltre che per l'ottima cucina anche per le proposte di intrattenimento musicale. Il suo menù: doppia crema di zucca e piselli con scampi saltati, gnocchetti di zucca con fasolari e porcini freschi che vanno a rispolverare un'altra tipicità chioggiotta, il fasolaro appunto, filetto di tonno con zucca candita e a concludere bigneri pieni di crema pasticcera alla zucca e vaniglia ricoperti al cioccolato fondente al caffè. Ad attendere gli ospiti della penultima serata in cartellone l'antica osteria Al Cavallo, uno dei locali più storici della città di Chioggia, impegnato da sempre a far rivivere il cibo come esperienza emozionale. Queste le proposte studiate dallo chef per l'occasione: crema di zucca con baccalà mantecato, gamberi in guazzetto su polentina di grano turco e zucca, raviolo con ricotta e zucca su sfilacci al peperoncino, filetto di spigola brasato con patate e verdurine, succa barucca con gelato alla vaniglia. A chiudere questo ciclo di serate dedicate alla zucca marina, il ristorante Zafferano di Porto Viro, da sempre impegnato a far vivere l'esperienza e la creatività culinaria tramandata nel corso degli anni dalle precedenti generazioni. Studiato per l'occasione, un menù che parte da tortino di zucca su vellutata affumicata ed orange, crema di zucca e carota con scampetti, prosegue poi con mantecato di riso con zucca e molecolare di aceto balsamico congelato al mascarpone, sorbetto arancia e zucca, guancia di vitellone con spuma di zucca e per terminare, in un trionfo di dolcezza, sacher torte alla zucca. La proposta di Chioggia Ortomercato per valorizzare la zucca marina ed il lavoro di tutti quei ristoranti da sempre impegnati nella promozione dei prodotti orticoli del territorio non si è limitata all'organizzazione di questo percorso gastronomico strutturato in 12 tappe, ma ha ideato anche una parallela competizione tra gli chef, ironicamente chiamata "C'è davvero del sale in zucca".
Una giuria composta da giornalisti e comunicatori enogastronomici, presieduta da Maurizio Drago, redattore di Sapori d'Italia e direttore responsabile de Il Gusto Italiano, ha valutato un piatto a base di zucca marina presentato da ognuno degli chef partecipanti, tenendo conto della realizzazione, della presentazione e di come la zucca è risultata abbinata agli altri prodotti in un'amalgama di sapori. Vincitrice, grazie ai delicati spaghettini al nero di seppia, triglie e crema di zucca, Karen Boscolo del ristorante Il Gatto di Sottomarina, che aggiunge questo premio ai già tanti riconoscimenti della sua carriera. Vi rinnovo questo appuntamento per l'anno in corso, che da ora in avanti si chiamerà Festa della Zucca Barucca, perché questo è il suo vero nome di origine. Conclusione, è proprio il caso di dire che questa manifestazione è riuscita nel migliore dei modi, centrando tutti gli obiettivi, dal rilancio al recupero di un prodotto della nostra tradizione, sull'orlo della scomparsa, perché mancava veramente poco che venisse meno. Nell'ottica della diversificazione produttiva allo scopo di creare dei prodotti alternativi e complementari al radicchio. Grazie alla ristorazione abbiamo avuto conferma di tutto ciò, che è un prodotto che piace, si presta in moltissime ricette e quindi un vero in bocca al lupo alla Zucca Barucca Deciosa. Valorizzare i prodotti del territorio, e visto che nel caso del cibo la più sincera forma di apprezzamento è una sola, buon appetito a tutti!